sono passati 100 anni dalla presa di Gorizia, ma la presenza e la partecipazione popolare oggi dimostra che sono valori sempre attuali e vivi. Assolutamente, anzi sono quei valori di determinazione, di coraggio che spingono ancora oggi non solo questa città, il nostro paese, ma se volete anche con uno sguardo più in là l'Europa, proprio a tenere saldi quei valori perché sono quanto mai importanti oggi. Lo ha ricordato anche il sottosegretario Rossi, è un momento complicato, difficile, le grandi sfide e anche le grandi paure che vengono dettate dal terrorismo possono essere superate soltanto col coraggio e con la determinazione che hanno reso grande Gorizia, che l'hanno resa italiana e che oggi noi abbiamo ricordato. Onorevole Rossi, sottosegretario, un importante discorso anche perché ha ricordato quel filo che lega Gorizia alla prima e alla seconda guerra mondiale e l'attualità della lotta al terrorismo che può essere vinta con questi valori. Sì, credo che non possiamo dimenticare le lezioni che la nostra memoria storica ci dà di positivo. Da Gorizia non possiamo non richiamare i valori fondanti della prima guerra mondiale, cioè l'unità nazionale, la solidarietà, il senso di sacrificio, lo spirito del dovere, così come dalla Resistenza in particolare dobbiamo trarre quegli spunti che sono di democrazia, di pace, di libertà. Ebbene, tutti questi sono valori che sono sicuramente i valori di riferimento per poter combattere il terrorismo, per poter dire che questi sono valori che non temono il confronto, non possono avere il confronto, ma soprattutto sono i valori dati in eredità ai giovani. I giovani li devono difendere nel quotidiano, li devono portare avanti anche per contribuire alla ricostruzione morale di questo Paese. Onorevole, lei oggi ha voluto essere a Gorizia a testimoniare, ha detto anche pur non essendo in condizioni fisiche eccezionali, quindi vuol dire che è veramente un appuntamento importante anche per l'Italia. Sì, credo che fosse un dovere di carattere istituzionale, cioè fosse un dovere per il governo e per la difesa essere presente, perché Gorizia rappresenta ed è stata nel tempo sicuramente un simbolo di uno degli obiettivi che realizzava il risorgimento italiano. Mancare oggi sarebbe stato tradire la storia.